Ci troviamo nel settore nord-orientale del villaggio di Gennamaria, sorto nella prima età del ferro attorno al complesso nuragico. Qui possiamo vedere una serie di ambienti realizzati attorno a un comune spazio a cielo aperto. I muri sono realizzati con la pietra locale, la marna, mentre le coperture di queste stanze potevano essere di vario tipo, sia uno spiovente, realizzato con legname, che una copertura littica con la sovrapposizione di lastre aggettanti. Questi vani facevano parte di un unico organizzato spazio abitativo denominato casa corte. Qui nei primi anni 70 l'archeologo Baldo Badas ha indagato quest'area ambiente per ambiente, portando alla luce una numerosa serie di reperti che ancora giacevano nel suolo, ridotti in frantumi dai crolli delle coperture, ma comunque tutti ricostruibili. Grazie ad un sapiente lavoro di restauro saranno messe insieme centinaia di forme vascolari, dagli ziri alle pentole, ai vasi piriformi, i bolli latte e l'eccezionale coppa di cottura. Tutte queste ceramiche raccontavano l'ultimo momento di vita del villaggio, abbandonato repentinamente per ragioni ancora non chiare. Grazie al lavoro del laboratorio di restauro del Museo Civico di Villanova Forru e del suo restauratore Luigi Cilocco, molto presto gran parte dei reperti saranno esposti al pubblico. Lo studio accurato dei contesti archeologici ha permesso di fornire una prima interpretazione sulla funzione dei singoli vani. La struttura della casa corte e la disposizione dei reperti al suo interno hanno suggerito all'archeologo un uso differenziato degli spazi, un'articolazione funzionale alla vita di tutti i giorni. Nel vano 12, ad esempio, la diversa quantità e la varietà dei contenitori ha permesso di riferire lo spazio a una dispensa. Erano infatti presenti grandi contenitori per la conservazione delle derrate agricole, come dimostra la presenza di semi carbonizzati rinvenuti al loro interno, ma anche un set di pentole e tegami per cucinare, anfore per conservare l'acqua, ma anche vasi di pregio come il vaso piriforme e la brocchetta ascoide. Queste ultime sono tipologie ceramiche che troviamo generalmente in contesti santuariali. Potremmo quindi pensare a un possibile culto domestico all'interno del villaggio di Gennamaria. Un altro ambiente era forse destinato ad accogliere gli ospiti. Il vano 10, quello dove ci troviamo adesso, ha restituito un grande calderone, alcune ciotole per il consumo individuale e alcune brocche. L'insieme di queste forme ceramiche ha fatto ipotizzare a un pasto collettivo con la distribuzione ai presenti di un preparato culinario. Di particolare importanza le pintadere, stampi in ceramica per la decorazione del pane. Il vano 15, di forma quadrangolare, mostra un piccolo spazio lastricato ed un basso muretto, forse utilizzato come sedile. Sempre sullo stesso lato è presente un focolare delimitato da conci in basalto. All'interno di questo vano è stata rinvenuta una coppa di cottura, una sorta di coperchio utilizzato come fornetto. Questo spazio era forse adibito a cucina. Il vano 17 era invece adibito alla preparazione e il consumo degli alimenti. Al suo interno è stata rinvenuta una macina in pietra per la lavorazione del grano, grandi contenitori per la conservazione dei cereali e per l'acqua, e un'area di dispersione di ceneri, forse relativa a un grande focolare. Non manca infine lo spazio per dormire. Il piccolo vano 11 infatti ha restituito una serie di lucerne, un vaso piriforme e un piccolo vaso chiamato a biberon, forse utilizzato per dare il latte a un neonato o, secondo altra interpretazione, per ricaricare d'olio le stesse lucerne. Mancano le forme per la cucina e i grandi contenitori. Dobbiamo quindi immaginare dei giaciglli per il riposo notturno.